Io credo ci sia qualcosa d'altro dentro nell'uomo che è maturato, che si è sviluppato, perché non può essere una tensione finanziaria a portare a questo. Lui è una persona che ha lottato con di tutto il mondo, che ha voluto crescere, anche nelle ultime interviste diceva bisogna investire, bisogna crescere, quindi non può essere questo. Io vorrei tanto poter entrare nella sua testa per capire cosa l'ha portato a questo. Comunque è una mancanza grave, perché per noi è un simbolo, anche per persone come me che sono partite come lui da zero in tempi diversi, è sempre stato un modello, è una persona straordinaria, davvero ci mancherà. Mi ha lasciato di stucco quello che è successo, anche perché io avevo anche un rapporto personale di amicizia. Lui qualche volta mi telefonava, venivo a mangiare qui a casa sua, lui è sempre molto ospitale. Devo dire che è successo qualcosa di surreale. Io non ho parole, perché devo dire che negli ultimi anni in Veneto di situazioni di questo tipo ne sono successe troppe, e bisogna assolutamente che si trovi una soluzione per dare una mano a questi imprenditori, soprattutto nei momenti in cui entrano in difficoltà. Io Maschio, tutta la famiglia Maschio, insieme a molti altri imprenditori veneti, sono riusciti a fare quel modello di Veneto che noi tutti conosciamo, in grado di competere con il mondo. Oggi, a distanza di 50 anni da quando è partito, sono mancati quei supporti che potevano essere forse il sostegno finanziario oppure un sistema a rete che nel nostro Veneto è venuto meno. Ecco, in questo forse la politica deve farsi un interrogativo, deve porsi un interrogativo per capire se questi imprenditori sono oggi lasciati soli e nella necessità invece di competere ogni giorno sempre più rispetto a 50 anni fa, quando sono partiti e dove il mercato era prima interno e poi via via sempre più difficile.